In arrivo in Veneto le prime 875 dosi di vaccino contro il Covid e questa è la quantità destinata alla nostra regione per la giornata di domenica 27 dicembre, il simbolico avvio della campagna. Si parte in simultanea in tutta l'Unione Europea. Anche da noi si comincia con medici e infermieri, secondo un programma che i vertici sanitari renderanno noto domani. Il capo Dipartimento Prevenzione Francesca Russo e il presidente dell'Agenzia del Farmaco Giorgio Palù presenteranno il piano vaccinale del Veneto assieme al presidente Zaia. Si farà inoltre il punto della situazione della variante britannica del virus. Il fronte della pandemia intanto registra un'altra giornata di lutto, 150 le vittime registrate nel bollettino del mattino, poco più di 3.000 i nuovi casi di positività, il 5,14% dei tamponi effettuati che sono stati quasi 60.000. Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali, con pochi accessi in più. È stata anche una giornata di nomine. Il nuovo segretario generale della Sanità del Veneto è Luciano Flor, che lascia così il posto di direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova. Flor, con trascorsi anche a Verona, va a sostituire Domenico Mantoan, diventato di recente direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Confermati tutti gli altri direttori generali delle USL, tutti in prima linea per combattere la pandemia.